Tieni, gringo, goditelo. È l'ultimo sorso. Versalo sulla ferita. Tu, come siete delicati voi Yankee. Ah, meno storie che non ti fa poi tanto male. Dici bene tu, t'hanno mai sparato nel culo? Idea di seguire la ferrovia. Dammi retta, gringo. Dobbiamo prendere quel treno se vogliamo uscire di qui. E come credi di raggiungerlo, animale? Beh, di notte i treni non camminano, è pieno di malviventi. Qui dappertutto ci sono imboscate. Se noi seguiamo la ferrovia... Accidenti al giorno che t'ho incontrato. Era un signore prima. No, eri un morto di fame come adesso. Sì, un morto di fame, ma signore. Ehi. Ehi. Ah. Guata per Caneco. Si Wataneco. Ma che fai, leggi? Ah. Beh? Spiacente, signor, ma qui non ci sono più biglietti. E chi ce l'ha i biglietti? I bagarini. C'è la rivoluzione, il mercato nero. E questi bagarini dove sono? Ma dove ci porta? Fidati, gringo, è tutta gente per bene. Qui, vieni. Don Pedro Arista agli ordini. Beh, il progresso, gringo. Prima era anche peggio. Ci servono 2 biglietti di terza classe per Durango. Bene. Durango, terza classe.
20 pesos. 20 pesos? E dove si trovano 20 pesos? Beh, avete i cavalli? Sono uno schifo, però potete venderli. È una grande occasione, signore. Venga a vedere. Ecco. No, i cavalli sono questi. Eccoli qua, 2 puro sangue. Una dentatura perfetta, si vede subito, signore. E poi, guardi un po' che garretti, eh? Mai visto 2 garretti come questi? Sa che fanno 80 miglia con un sacco di avena? L'occhio è vivo, lucidissimo. Sono 2 cavalli da rodeo, non si stancano mai questi, signore. Ecco, grazie. Ma come 20 pesos per 2 cavalli come questi? Ma fanno schifo, signore. Lascia perdere, 20 ci bastano. Eccoti 20 pesos, Pedro Arista, dacci i biglietti. No, non posso, signor. 20 pesos non bastano più. Ora ce ne vogliono 40. C'è molta richiesta per Durango. Brutto figringo! Il tempo vola, i prezzi salgono, è la rivoluzione. Beh, allora, 20 pesos. 20 pesos? Sì, ma compresi i cinturoni, eh? Ma sì, a che ci servono? Gringo, ci servono per il treno quei soldi, andiamo. E sono 40. Non bastano ancora? Com'è bella. Buon viaggio, signor. Crepa, sciacallo. Beh, che diavolo ti prende? Ci risiamo? No, guardavo quei 2. Sono americani come me. Ma tu non sei un americano, sei un pezzente. La terza è laggiù. È laggiù, non è qui. Scusa, grazie. In vettura, si parte! Si parte! Che c'è? Che succede? Guarda, li vedi quelli? Shh, parla piano. Ho una mezza idea su quei tipi lì. Mezza, meno male. L'ultima volta che lei ha avuto intera siamo finiti in Guatemala. Amico, l'idea del Guatemala è stata tua. Io non ho fatto altro che venirti dietro. No, sono io che ho seguito te. Sì. Tu hai detto che c'era il platino in Guatemala. Io ho Sì. detto va bene, andiamola a prendere. Giusto? Tutti possono sbagliare, no? Dai, amico, che ora c'è il petrolio che ci aspetta nel Texas, eh? Vacci solo, io torno a casa. Vorresti sciogliere la società? Se metti niente con niente, cosa ottieni? Niente. Io non sono socio di nessuno, hai capito? Questo fatto del petrolio è come il platino, non mi freghi più. Fa come ti pare. Io vado a cercare il petrolio e tu va dove vuoi. Forse ci vado a cercare petrolio, ma non con te. Voglio ricominciare da zero, pulito come una colomba. Vedi, ce l'hai mezzo sigaro? Mezzo sigaro. Ma se mi sono fumato anche le calze?
Ti piace la sierra? È bella, sai, è piena d'oro, i banditi, le pecore. Guarda, guarda, guarda. Ti piace viaggiare, eh? Guarda, bravo. Texas? Louisiana? Colorado. Oh, caccio. Una ferita, come dire, un colpo basso, direi. Posso presentarmi? Piacere. In terra straniera fa piacere vedere due compatrioti. No, no, no. Io sto tornando. Torno dal Guatemala, dove ho trovato... un accidente ho trovato. Un sigaro? Prego. È un gran buon sigaro, signora. In Guatemala non se ne trovano, non si trova niente da quelle parti. Dipende da quello che si cerca. Io, per esempio, sono sempre dove tutto è a portata di mano. Non avete fatto colpo su quei due? Già, ma spero di farlo su di voi. Americana? Ah, non mancatemi di rispetto, sono francese puro sangue. Ma voi siete ridotto da far pena. Perché? Si vede? Più che vedere si sente. Ah, non siate stupido, potete restare. Mi sono abituata a ben altro in questo dannato paese. Fate bene a lasciarlo. Non sta a me dirlo, ma è un paese pieno di pidocchi. Ah, non lo lascio affatto. In Messico ci sono cose molto interessanti che voglio conoscere. Le donne sono curiose per natura. Io lo sono per professione. Tutto quello che succede mi interessa. E del Messico cosa vi interessa? Oh, Pancho Villa, per esempio. Siete matta? Volete che ci fucilino su 2 piedi? Pancho Villa è il capo dei rivoluzionari, non lo sapete? Questo treno è pieno di soldati. Sono una giornalista e so cose su questo treno che non immaginate neppure. Quei 2 là, per esempio, sono 2 funzionari di una fabbrica d'armi degli Stati Uniti che ha rifornito di munizioni l'esercito di Porfirio Diaz. Hanno voluto oro. C'è una cassaforte piena d'oro che viaggia con noi. Hola, compadre. Come va, amico? State là. Hola, José. Dove vai, amico? Ma no, niente, scendo perché mi fa male il treno. Occupato! Nessun passeggero, possiamo ripartire. Che fretta, amico, calma. Vai dall'altra parte, presto!
Statua delle Libertà o mi sbaglio? Sbagliate. Vi pare che sia il momento di pensare a queste cose? Se non state giù, vi fanno fuori. Perché vi preoccupate tanto per me? Beh, io... Occupato! Accidenti! Viva la rivoluzione! Ma ha detto viva la rivoluzione! E con questo casino non si sente niente! Non ho finito! Porca miseria! Hermosa. Siediti tu. Avanti! Ora, chefe! Caricatela sul carro e partiamo prima che arrivino i rinforzi! Dai, forza! Lasciami! No! Guardate che ho trovato. Bravi! Bel colpo, muchachos! Il generale sarà orgoglioso di voi! Le palme dopo! Quale generale? Ma che ne so, il Messico è pieno di generali. Andiamo a cavallo! Ci avrei scommesso la testa che te la saresti cavata. Ma che fai, depredi i morti adesso? Lo sai che cos'è? Io sì, e tu? Che ti faccia schifo o no, siamo ancora soci, gringo. Soci alla pari. Acqua.
Allora, se siete d'accordo, posso tornare a Città del Messico con una scorta che voi mi fornirete e là mi lagnerò direttamente col mio amico, il generale Porfirio Diaz. Ma vi ripeto che qui non ci sono rivoluzionari. L'assalto al treno è stata opera di banditi, di volgari delinquenti. E poi, volete proprio farmi perdere i gradi? Me ne frego dei vostri gradi! Pretendo che un cittadino americano venga rispettato in questo dannato paese! Mi hanno derubato di ogni mio avere su quel treno. E chiedo solo di poter raggiungere gli Stati Uniti dignitosamente. Vi prego, calmatevi, signor. Vedremo quello che si potrà fare. Ma quando? Subito, signor, subito. Devo firmare una ricevuta? Non importa, signor, non importa. È un mio contributo personale alla giusta causa del generale Porfirio Diaz. Glielo dirò. Beh, quanto ha mollato questo? 50 pesos. Ah, bene. Altri 3 commissariati così e siamo a posto, andiamo a festeggiare. Piano, amico. Questi soldi servono a ben altro, lo sai. Quanto credi che costino le informazioni qui? Per mezzo peso ti danno la moglie, per un peso ti danno anche la nonna. E quanto costa la figlia? Amico, accontentati della nonna. Vieni, andiamo. Ah, mi raccomando, lascia parlare a me. Io conosco profondamente la psicologia della mia gente. Buongiorno. 2. Subito. Te l'ho detto che siete delicati voi. Salve. Oh, bevi. Voi mulattieri sapete molte cose girando per le montagne, eh? E fate bene tenere la bocca chiusa per campare a lungo. Ma qualche volta parlando si può fare un favore a qualcuno di molto importante che può essere riconoscente. Tu per esempio potresti fare un grosso favore al Chefe, portando da lui quel gringo laggiù. È disposto a pagare molto per riavere la sua fidanzata, quella del treno, che i banditi e i patrioti gli hanno portato via. Forse 1000 pesos, o forse 2000, chissà. In fondo al Chefe potrebbe interessare. Tu sai dov'è il rifugio del Chefe, vero? Ecco qua. Allora glielo facciamo questo favore al Chefe? Sì? Bravo. Fatto. Che c'è? Razza di idiota, l'hai ubriacato. È colpa mia se non regge l'auto questo pezzente. Amico, non facciamo scherzi, eh. I 10 pesos li hai presi, eh. Avanti. Ecco così, bravo. Vedrai che il Chefe sarà fiero di te. Vieni, andiamo. Ecco. Conosco uno che ti può essere utile. E dov'è questo uno? Ecco. Seguite. Sì.
rotta col tavola, sa tutto. Conoscevi profondamente la psicologia del tuo popolo, Perché te la prendi con me? C'eri anche tu, l'abbiamo scelto insieme, no? E poi bisogna capirli, sono sottosviluppati, no? Accomodati, amico. Da quella parte. Giù! Volevi parlare col Kefe? Col vostro permesso. Posso? No. E chi ti dice che il Kefe voglia parlare con te? Abbiamo una Zitto cosa... tu! Nessuno ti ha interrogato! Abbiamo una cosa importante da dirgli. A che proposito? La cassaforte. Che cosa ne sai tu della cassaforte? Niente. So solo che non riesce ad aprirla perché non ha le chiavi. Le hai tu le chiavi? No! Sta zitto tu! Sappiamo però come si fa ad aprirla. Sopportare gli strali dell'iniqua fortuna. Ingoiala! Che cosa? La chiave! Il sonno un po' duretto. Ma tanto non... Giù, a terra! A terra, ho detto! Giù. Sono arrivati, Kefe. Li ho visti. Molto piacere. Scusi. Seduti. Mi dà fastidio la gente alta. Massaggio. Che vieni a fare qui? Veramente mi ci hanno portato. Ti ci hanno portato perché volevi parlare con me. E tu? No, io sto con lui, non c'entro. La fidanzata è la sua. È fidanzata. Quella che era sul treno. L'avete presa voi, l'ho visto benissimo. Il jefe non tocca donne. E allora chi l'ha presa? Boh, quel porco di Eraclio sta sempre a pensare alle femmine. Che schifo. Ah, peccato. Eravamo anche disposti a pagare un riscatto per riaverla. È come dire, uno scambio. Quanto? La metà dell'oro che sta nella cassaforte. Quale cassaforte? Quella che avete preso sul treno. Noi abbiamo le chiavi per aprirle. E senza chiavi? Non si può aprire. La cassaforte se l'è presa il lobo, la ragazza se l'è presa Eraclio. Però io adesso ho le chiavi. No, ti assicuro che le chiavi, anche se volessimo, non te le potremmo dare. E perché?
perché ce ne siamo... Zitto, Luca, non parlare! Ah, non volete parlare? Tanto peggio per voi. Mi sa tanto che se la chiave non è uscita adesso... Io invece credo che la mia la recupero presto. Allora, vi si è sciolta la lingua, bastardi. Se ci ammazzate non le avrete mai le chiavi. Ne ho abbastanza. So, facciamola finita. Giù le armi! Tirate subito fuori quei poveri diavoli. Devono avere un caldo terribile là dentro. Per quanto una buona sudata fa sempre bene al fisico. Io faccio un bagno turco ogni qualvolta me ne capita l'occasione. Lo trovo un ottimo corroborante. Brutta Via, via. Con la violenza non si risolve mai niente. Se fra voi due c'è stato un malinteso, vi consiglio di discuterne da gentiluomini e la ragione prevarrà. Insomma, tu che ci fai qui? Chi diavolo sei, porcaccio mondo schifoso? Detesto il turpiloquio. In quanto alla sua domanda, mi chiamo Brown, soffro di insonnia e non mi faccio mai gli affari miei per costituzione. Allora, qual è il vostro problema? E a te che te ne frega? E adesso me lo dici dove sta quella dannata cosa? Non lo so, te l'ho già detto. Si calmi. Piuttosto, perché non cerca di interessarlo al suo affare? Va bene. Vieni qua. Il 50% non l'hai voluto. Ora ti diamo il 10% se apri il becco e ci racconti dove sta questo lobo. Affare fatto. Datemi il 20 e andiamo a attaccare il lobo nella sua tana. Benissimo. Vedete come si aggiusta tutto quando si discute da esseri ragionevoli? Le mie congratulazioni a tutte e due. Congratulazioni. Grazie. Congratulazioni. E congratulazioni anche a lei. Grazie. Tenga questa. E ora, scusatemi, ho da fare. Molte grazie, signore. Com'è andata? Tutto bene, ma la chiave ancora niente. Allora preparati, si va dal lobo. Avete sentito, ragazzi? A cavallo! Andiamo dal lobo! No, hai capito male. Dal lobo ci andiamo noi tre soli. È meglio, eh? Sì. Allora, avete capito male. Noi andiamo dal lobo, voi invece rimanete qui. Intesi?
Ehi, che? Ma sei sicuro che è da questa parte? Sicurissimo. E come fai a saperlo se è tutto Ti uguale? sbagli, gringo. Tu lo vedi uguale. Io vedo un polverone. Ci stanno seguendo. Saranno almeno una ventina di cavalli. Meno 12. Aspetteranno la notte per attaccarci. E perché dovrebbero farlo? Se sono gli uomini di questo bastardo, per le chiavi. No, non è per quello. Gli devo 3 mesi di paga arretrata. Va a dormire, faccio io il primo turno. Non mi fido. L'ultima volta che sei rimasto di guardia tu ti hanno lasciato in mutande. E tu allora? La notte prima ti avevano levato il dente d'oro senza svegliarti. Beh, fingevo di dormire, se no mi ammazzava. Magari. Morto tu, tranquillo io. Senti chi parla. Chi è? Lassù! Brutta fino al chiaccio! Maledetti bastardi, te l'avevo detto io. L'avevi detto, e allora? Da qua. La vedo brutta. Lo dici sempre, ma questa volta hai fatto centro. Io faccio sempre centro. Potete venire giù, signori, c'è stato pericolo. E vai, su. Una notte movimentata, vero? Movimentata un cavolo. Possibile che non vi fate mai gli affari vostri? Direi che è una bella fortuna per voi che non me li faccia. E poi non ci riesco. Vedete, non posso farne a meno, è una cosa più forte di me. Sì, va bene, ma adesso che è morto il Kefe, chi ci porta dal lobo? Dunque, vediamo un po'. Forse ho qualcosa che può servire. Bella macchina. Quanti cavalli ha? 12. Che t'avevo detto io? Ah, sì, eccole qua. Le carte ufficiali dell'Automobile Club. Sono aggiornate, naturalmente.
Dovreste procurarvele. Dunque, vediamo. Il Kefe vi stava portando in questa direzione, il che vuol dire che cercava di raggiungere questa catena montagnosa a nord-ovest, dove c'è un solo posto abitabile, un piccolo villaggio chiamato Cienpozuelos, che in spagnolo significa 100 piccoli pozzi. Sì, è soltanto qui che può trovarsi il lobo. Il villaggio è abbandonato da anni. Se fossi in voi, ci proverei. Adesso ce lo dovete dire voi quello che ci conviene fare? Temo di sì. Ma lo faccio volentieri, glielo assicuro. Noi invece facciamo quello che ci pare. Un momento, signore. Come avete detto, nord-ovest, vero? Nord-ovest, in quella direzione. No. Chi diavolo sarà? Fatti suoi. Ma perché ci sta dietro? Sempre fatti suoi. Come ha detto che si chiamava quel paese? Maledetta figlia di... Che caldo. Ne ho abbastanza, Lobo. Dividiamoci il bottino e ognuno per i fatti suoi. E che cosa vuoi dividere? Se non si apre la cassaforte non c'è nessun bottino. Allora facciamo una cosa. Tu ti tieni la cassaforte e io mi prendo la ragazza, d'accordo? No, i patti sono chiari. Al Kefe non gli diamo niente. E tutto quello che abbiamo, metà per ciascuno. Io ho una parola sola. E che vorresti fare, allora? Continuare a marcire in questa topaia? Ho solo una parola, ho detto. Metà dell'oro e metà della ragazza. Quando avrai la metà dell'oro potrai pagare metà riscatto della ragazza e prenderla tutta per te. È chiaro? Ho trovato! Che c'è? Che succede? Il cannone! Cosa c'entra il cannone? Possiamo aprirla col cannone, no? Sicuro, è un'ottima idea. Gonzales! Gonzales! Presente. Vieni fuori, Gonzales, ti vuole il lobo. E che cosa ho fatto? Tu eri cannoniere con Porfirio Diaz? Ma queste sono cose passate e poi ho disertato. Sì o no? Ebbene sì. Appartenevo al primo e migliore reggimento del generale Porfirio Diaz. Andiamo. Cammina. Andiamo. Andiamo sì. L'hanno tirata fuori e la stanno portando contro un muro. Per farci cosa? E che ne so, che faccio l'indovino? Va a vedere. Eccolo là il lobo. E c'è pure quell'altro con la ragazza. Cosa? Accidenti, quanto è bella. Che ne pensi tu? Ce la faremo? Chi lo sa? Beh, io invece lo so e ti dico che ce la faremo. Tu devi solo farlo sparare e mirare dritto. Dritto più che puoi. Hai capito? Avanti, non mi far perdere tempo. Va bene, d'accordo, io ci provo, ma se lo faccio sparare allora voglio i gradi. Che gradi? Da colonnello. Va bene, avrai i gradi, però se non fai centro te li disegno sulla fronte col piombo. Io dico che ce la fanno. E io dico di no.
Abbiamo beccato questi due là di fuori. Dicono che vogliono arruolarsi con noi. Veramente non hanno beccato nessuno. Siamo noi che siamo venuti a cercarli. Beh, fucilateli. Andiamo. No, un momento. Ci hai guardati bene, ti sembriamo tipi da fucilare così, E come dovrei fucilarvi? Dovresti ringraziarci per l'onore. Si vede che non ci conosci. Lui ha più taglie in testa che capelli. È amico intimo di Pancio Villa, sai. Hanno rubato bestiame insieme nel Texas. E lui ha saccheggiato 14 treni negli ultimi 2 anni. Amico intimo di Zapata. Sono cresciuti insieme. Come diavolo avete fatto a trovarmi? Beh, in certi ambienti queste cose si sanno. Sì, poi tu sei famoso, Lobo. Beh, questo è vero. Il tuo assalto al treno è stato un capolavoro di strategia. Lo so. E perché volete arruolarvi con i miei uomini? Beh, dico la verità, la rivoluzione è bella, ma rende poco. Così, e adesso vorremmo pensare un po' alla vecchiaia. Basta! Queste sono chiacchiere e io non voglio pesi morti nella mia banda. Però, che cosa ne direste se li mettessimo alla prova come si faceva ai vecchi tempi? Perché no? Beh, si potrebbe fare. È una nostra simpatica abitudine. Mangiamo e beviamo tutti insieme e ci dimostriamo a vicenda che non abbiamo paura della morte. Sarà un caso, ma va sempre a finire che muore quello che ha più paura. Comunque, se voi siete davvero quelli che dite, potete stare del tutto tranquilli, no? Davvero interessante. La cucaraccia, ora deve Tu fa come ti pare, io me la squaglio, tanto qui sono tutti ubriachi, non se ne accorge nessuno. Non fare l'idiota. L'idea di arruolarci è stata tua. Ora siamo in ballo e non possiamo più tirarci indietro. Amigos! Beviamo per dare il benvenuto a 2 valorosi che hanno chiesto l'onore di entrare nella nostra banda. Grazie. Eppure io ti ho sparato da qualche parte. Se mi avessi sparato, non sarei qui. So che la tua mira è infallibile. Sì, anche questo è vero. Lobo, fratello mio, sai che ti dico? Domani parto con i miei uomini, senza offese. Voglio unirmi a Zapata. E la cassaforte? Te la lascio, con tutto l'oro che c'è dentro. Io mi prendo la ragazza. Ti dispiace? No, non mi dispiace, fratellino. L'ho sempre detto che hai la stoffa dell'eroe. Beviamo a Eraclio che va a fare la rivoluzione con Zapata. Silenzio! È venuto il momento di cominciare il nostro gioco. Via le armi e sgombrate la tavola. Muchachas! Allora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Come 12? Dobbiamo essere 13. Ne manca uno. Chi è che manca? Manca Aquilino. E dov'è quel vigliacco? L'hai ammazzato tu ieri. Ah, sì, è vero. Ma ora come si fa? Non abbiamo altri ufficiali. Promuoviamo qualcuno. Gonzales, il cannoniere. Ma in fondo, il cannone l'ha fatto sparare. Vai tu. Ma perché bisogna per forza essere in 13? Perché il 13 porta sfortuna e a qualcuno andrà male. Ci prendiamo sotto braccio tutti intorno alla tavola, così stretti da non lasciare uno spiraglio nemmeno per una pallottola. Si spegne la luce
e io tiro per aria una pistola a carica. Poi si riaccende la luce e siamo rimasti in 12. Molto divertente, vero? Da morire da ridere. Molto. Eppure io ti ho sparato da qualche parte. Lo giurerei. No, ti devi confondere con qualcun altro. Ecco Gonzales. Ah, ecco qua il nostro Gonzales. Sei stato davvero bravo, eh? Voglio farti un grande onore. Parteciperai al nostro circolo della muerte. Molte grazie, mi general, però credo che non lo merito e poi non sono nemmeno ufficiale, non posso. Vieni qui, buono. Pedro, alzati. Tu cosa sei? Colonnello, generale. Ah. Sei degradato. Perché? Che ho fatto? Niente, per questo ti degrado. Ecco qua. Tieni, ora siete tutti e due capitani. Avanti presto, non perdiamo più tempo. Tieniti, capitano Gonzales. Cedo, sì. Sì, che mi siedo. Era proprio il momento di farmi capitano. Per me va tutto bene. Scusa, Lobo, non hai sfiducia, ma chi ci assicura che non sei tu a sparare approfittando del buio? Sentirai il rumore della pistola che ricade sulla tavola. E ricordati, muore sempre quello che ha più paura. Ah, beh, allora io non... Vamos, prepararsi! Spegnere! Accendere! Visto, capitano? È andata bene. Compañeros, il capitano Gonzales è morto come un eroe al tavolo dell'onore. Dobbiamo bere alla sua salute un bicchiere, o anche due. Muchachos! Siete i benvenuti nella nostra banda. Ma cosa aspettate a portar via questa carogna che puzzi? Portatelo via, muovetevi presto! Non vi disturbate. Sì, andate! Oh, bravo! Ehi, cosa è successo? Hai bevuto? No, non lo vedi che è morto! Dai, porta. Su, dalla me. Chissà perché da morti si pesa più che da vivi. Qui. Ecco. Via adesso. La piazza è di là. Sì. L'hai recuperata la chiave? Sì, da un pezzo, tu? Sì, certo. Senti, facciamo a cambio. Io prendo l'oro e tu ti prendi la ragazza, eh? Beh, intanto cominciamo a prendere l'oro. Vabbè. Eccola lì. Tutta per noi. Sul treno! Io ho sparato sul treno! Manuel, Garcia, andiamo!
Eccoli laggiù! Alla stalla! Ma non credi che abbiamo fatto male a lasciare tutto l'oro al lobo? L'oro non mi interessa. Io ho te e la rivoluzione. Le due cose più belle che esistono al mondo. Sì, però era tanto quell'oro. Questo portasigari deve aver portato fortuna al suo proprietario. Io non l'avrei gettato via. Tieni, porterà fortuna anche a te. Ne sono sicura. Che donna. Hai visto? Ha capito tutto. Beh, adesso che ha capito, che facciamo? Lei ora sa che noi ci stiamo. Noi sappiamo che lei ci sta. È tutto più facile, no? La più facile cosa? Che ce ne frega noi se ci sta o no? Comunque se sta con qualcuno mi sembra che sia con quel messicano lì. Con lui non ci sta, hai capito? Sì. È una donna seria, non ti permetto. Vuoi fare a cazzotti, amico? Oggi no, fa caldo. In ogni caso ricordati che lei non ci sta. Sbaglio, hai perso la testa per quella donna lì, eh? Confessalo. Beh, non c'è niente di male. Su, vieni, gringo. Andiamo, su. Yeah, 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 yeah. Yeah, na, 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 na. Yeah, na, na, na. La, 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 la. La, 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 la. Je pense à la trousse, et mes genoux sont ronds, et mes yeux sont fripons. La 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 la, la 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 pom. Cosa ci fai qui? Ah, vita mia. Ti amo. Ti amo. Oh. Ah. Come mi piacciono le donne violente. Ancora, ancora. Ne voglio un altro. Oh. Fammi male! Marco! Lasciami stare! Razza di ubriacone! Pozzi come una capra! Via! Helen. Guarda, hai perso questo sulla pista. Dopo avermelo rubato, naturalmente. Era solo per ricordo. Lo giuro su ciò che ho di più caro al mondo. Sul mio amico Luca. Lascialo stare. Sono contenta di rivederti. Anch'io, amore mio. Calma, gringo. Non mi dirai che sei venuto fin qua per me? Io ti amo dal primo sigaro che mi hai offerto. E anche lui è venuto qui per me.
O forse vi interessa l'oro della cassaforte? Ma di quale cassaforte stai parlando? Di quella che stava sul nostro treno. Non fare la scena, tanto reciti male. Me ne frego dell'oro. La mia vita è altrove, in una fattoria del Montana, con tanti bambini, e le mandrie, e i tori. Cornuti come te. Che bastardo. Se ne frega dell'oro lui, eh? Confesso che anche l'oro non mi fa schifo. Certo è una bella somma. Uno farebbe qualsiasi cosa. Insomma, l'oro o me? Lui vorrebbe tutte e due. Io mi accontento dell'oro. E come pensate di entrare nel cuovo del lobo e aprire la cassaforte? Abbiamo le chiavi. Le abbiamo trovate sul treno. Sì, quei due porci compatrioti con la puzza sotto al naso, i due beccamorti che stavano sul treno, avevano le chiavi. Io e il mio amico qua... No, da soli non ce la farete mai. Ma io posso aiutarvi. Sì? E come? Convincerò Eraclio ad attaccare il lobo. Ma naturalmente avrò diritto a una percentuale. Certo, allora bisognerà dare una parte a Eraclio, una parte ai suoi e poi a noi che rimane. Helen, non ti preoccupare, avrai la percentuale. Gringo, parla della tua parte perché la mia resta mia. Scusate, signorina, ma io ho una persona al mondo che non ha altri che me e ho bisogno. Ma chi? Io sono! Ti spacco il muso, sai! Calma, ragazzi, vedrete che non ce ne sarà bisogno. Nella confusione del combattimento prendiamo l'oro e tagliamo la corda. Questo sì che è parlare. Io ci sto. Helen, ma... Brutta cagna! Perché non la racconti al capo questa storia? Un serpe in seno si teneva. Cammina, bastardo d'un americano. Questa volta Eraclio ci farà almeno generali. Buonasera. Ancora una volta sono arrivato al momento giusto. Mademoiselle? Signori? Molte grazie, signore. Ma insomma, che ci fate ancora qui? Già, è vero, ma perché ci venite sempre tra i piedi? è la terza volta che me lo domandate. Tra pochi istanti arriveranno quei banditi, richiamati certo dai miei spari. Sarebbe meglio se non trovassero né lei, né lui, né me. Lei, mademoiselle, dirà che quei due l'hanno assalita con il preciso intento di violentarla, se mi perdona l'espressione un po' ardita. Ma se lo dice lei. No, lo dica lei. Nella colluttazione lei è riuscita a strappare la pistola a uno di quei due banditi, mentre si toglieva i calzoni. Ma come vi permettete? State parlando a una signora. Stanno arrivando, via! Sì, presto. Sarà certo all'altezza del suo compito. Helen! Quei due volevano violentarmi, ho dovuto farlo per difendermi. Meno male che io me la sono cavata con un calcio dove so io. Vieni, tesoro. Peccato che dovrò lasciarti. Quando avrò parlato con Zapata, me ne tornerò in Europa. Ma perché, amore mio? Non ti piace questa terra selvaggia? Questa vita piena di pericoli, di avventure. Possiamo cavalcare liberi come il vento, orgogliosi come il grande condor dal becco alla pace. Già, e intanto il lobo si becca i tuoi soldi. Che vuoi dire? Quello che ho detto. Quel dritto del lobo. A voi lascia fare la rivoluzione e lui si prende i quattrini. Vedrai che lo faranno anche ministro del tesoro. Queste sono calunnie. Il lobo è un grande rivoluzionario. E il lobo è un gran bastardo. E tu sei uno stupido sentimentale. Se non mi fossi innamorata di te a quest'ora... A quest'ora cosa? A quest'ora me ne starei col lobo, carica d'oro, come la statua di Montezuma. Sì, me l'ha detto proprio lui, sai? Chi? Montezuma? Ma no, il lobo ha detto: Chica, tu
resta con me, che appena quel fesso di Eraclio torna da Sapata, io apro la cassaforte e ti ricopro tutta d'oro. Ha detto quel fesso di Eraclio? Sì, è proprio così. Fesso. E come fa ad aprire la cassaforte? Se non ci siamo riusciti nemmeno a cannonate. Ma con le chiavi, idiota, me le fate anche vedere. Lo ammazzo! Quanto è Dio, lo ammazzo! Porco traditore! Manuel, Garcia! Tutti gli uomini a cavallo! Attacchiamo il lobo! Suerte. Ci deve essere un grillo. No, questo non è un grillo, è una cicala. Soffre di insonnia. Invece, secondo me, è un serpente. Sì, è un serpente. No, sai che ti dico? Questa è una miccia. Bravo, è proprio una miccia. Questi maledetti ci attaccano! Rispondete! Lobo, dove sei? Vieni fuori! Per di là! Andiamo. Sì, vai. E tu? Ah, sì, vengo. Amici! Avanti! Buongiorno, che sorpresa. Non fare lo spiritoso, vi aspetto dietro la chiesa con i cavalli, andate. Andiamo. Non credere di comandare tu perché ce l'hai che ti guarda, E allora chi comanda? Comandiamo tutte e due. Va bene, ma io mi comando... Anch'io.
I vestiti, ragazzi. I vestiti. I vestiti. Dai, dentro. Su. Cane! Canaglio! Porco di Eraclio, dove ti sei cacciato? Voglio riempirti di piombo! Lobo! Esci fuori! Presto. Eccoti, dolcezza mia. Hai aspettato tanto, eh? Questa volta ci siamo. Ti ha mai detto nessuno che porti Iella? Lobo! Cane, dove sei? Però che bestie siamo stati.
Sai cosa penso, Elena? Più o meno. Ora che siamo ricchi potremmo partire per l'Europa. Magari ci sposiamo e poi... E poi? Poi... lo sai che ti amo. Buongiorno, amici. Volete cortesemente scendere da cavallo e avvicinarvi? Signori, io sono qui in veste ufficiale. Ufficiale, ma amichevole, credetemi. Amichevole è un corno. A me pare una rapina bella e buona. Non dica assurdità, brav'uomo. Come posso derubarvi di una cosa che voi avete rubato a gente che l'aveva rubata? E allora che cavolo volete da lui? Mademoiselle? Buone notizie, signori. Sono qui per consegnarvi un premio di 1000 pesos per avere gentilmente recuperato l'oro di proprietà della rinomata fabbrica di armi Colt, umilmente rappresentata da me, Maggiore Samuel Lee Barrett dell'Esercito degli Stati Uniti. Un piedipiatti, porcaccio mondo. Apposta ci ha sempre aiutato. Il dovere è dovere. E non potreste, come dire, fare finta di non averlo mai trovato, quell'oro? Sì, e poi come si dice, dove ce n'è per 3 ce n'è per 4, volendo. Dico, non sarà mica un tentativo di corruzione di un pubblico ufficiale, eh? No, chi l'ha detto? Chi ha parlato? Io non ho parlato. Ecco. Allora, non perdiamo tempo. Se volete cortesemente caricare l'oro in quel baule... Sì, signor commissario, subito. Ecco. 4, 8, 12. Bene, il conto torna. Con i complimenti della fabbrica d'armi Colt. Mademoiselle, vorrei offrirle un passaggio sulla mia automobile, ma vedo che è già in ottima compagnia. I miei omaggi, signori. È stato un piacere. I soldi. Chi si rivede? Ma voi non dovevate tornare negli Stati Uniti? E allora? Ci sto andando, mi pare. E questa chi è? È la mia fidanzata, l'avevano rapita i banditi e l'abbiamo riscattata. Non avete per caso incontrato quest'uomo? Viaggia in un'automobile rossa. Certo, è il maggiore Samuel Lee Barrett dell'Esercito degli Stati Uniti. Ma che maggiore? È un noto avventuriero inglese che si chiama Elias Macpherson e che si fa passare per il vero Barrett. Dove l'avete visto? E chi l'ha visto? No, l'ho visto io, lei dormiva. Sì, andava da quella parte. Quando? Oggi. Ah, grazie. Vamos, muchachos! Che razza di maiale. Potremmo ancora riacciuffarlo. Dato che ora sappiamo chi è, dovrà per forza dividere il malloppo. Giusto, io ci sto. Ma certo, provare non costa niente. Di qua, faremo prima. Ehi!
Buongiorno. Che, eccesso di velocità? No, eccesso di faccia tosta. Spiritoso. L'hanno fregato. Non ce ne va bene una. Peccato però, in fondo non era antipatico. Dove lo porteranno? Al paese, lì c'è una guarnigione. Bisognerebbe attaccarli subito. Sei matto? Sono troppi. Per ora controlliamoli da lontano. Va a riempire le borracce. Hala! È difficile guidarla. Un giorno o l'altro glielo insegno. Salve, soldato. Gran brutto mestiere il tuo, eh? Poverino. Mai dormire, mai una vacanza, vero? Perché non gli date una mano? Ma sì, certo. Capitano, i peones sono in rivolta, la caserma è in fiamme, i soldati uccisi, sta arrivando l'esercito di Zapata, tutta la zona in mano ai ribelli. E tu dove stai andando? Alla guarnigione di Huatepec a dare l'allarme. Col suo permesso, capitano. Capitano, è arrivato il suo momento. Viva Zapata! Viva Zapata? Sì, viva Zapata! Viva Zapata! Viva Zapata! Uomini! Volete che le vostre famiglie siano orgogliose di voi? Allora unitevi ai rivoluzionari e gridate Viva Zapata! Soldati! Volete salvare il Messico? Allora unitevi ai rivoluzionari e gridate Viva Zapata! Viva Zapata! Viva Cammina. Ma si può sapere che diavolo succede? Succede che ci servono i vostri cavalli. Questa volta la rivoluzione la facciamo sul serio. Scendete. Lo so che questo è un furto, ma non possiamo farne a meno. Giù le mani! Cosa credi che abbia là sotto? Lasciala. Adios, signor. Mi dispiace molto. Vamonos. Era andata così bene. Se ne stanno andando da soli adesso, Brown e l'ufficiale, verso il deserto. Sarebbe stato un gioco da bambini. E con che li fermiamo ora? Coi sassi? Accidenti pure alla rivoluzione. Andiamo lo stesso. Forse qualcosa si può ancora fare. Senta, capitano, ho un'idea. Lei e io ci dividiamo l'oro a metà. E io la porto negli Stati Uniti con me. Ho delle buone conoscenze alla frontiera. Cosa ne dice? Ferma la macchina. Ma... Spogliati. Spogliarmi? Senta, lei si è fatto un'idea sbagliata sul conto mio. No, l'idea è giusta, è la tua. Ma non ho bisogno di te. L'oro e il tuo vestito mi bastano. Spogliati. Beh, me lo diceva sempre mia nonna di non dare consigli agli sconosciuti. La prossima volta non ci casco. Non pensarci. Per te non ci sarà una prossima volta, amico mio. No, un momento. A che cosa le servirà? Ma se non sa nemmeno guidare la... Ehi, laggiù! Brown, Barrett, McPherson o come accidenti ti chiami! Smetti quelle arie da milord e rendici l'oro che ci hai rubato! Temo proprio che dovrete venire a prendervelo! E non mi do arie! Dammi qua questa pistola, ci penso io a quel farabutto.
Mi ha sbagliato. Ci sono solo 2 colpi, lascia fare a me. Senti, Brown, se ci rendi il nostro oro, parola d'onore che ti lascio andar via. L'automobile, digli. Con l'automobile! E ti rendiamo anche i 1000 pesos di premio. No, no, quelli no, ma perché? Ma sì. Ma lascia... Uff, no. Accidenti, mi rimangono solo 2 colpi. Non possiamo restare qui fino a domani. E dove andiamo? Fategli una proposta vantaggiosa. Non so, un quarto. No. Beh, in fondo se lo sarebbe meritato. Beh, sì, certo. Ehi, Brown! Ci stai a dividere in 4? Ma come siamo diventati generosi? Fin quando l'oro ce l'ho io, sono io a fare i patti. Sapete che cosa facciamo adesso, amici? Vi do altri 1000 pesos. E così risolviamo questa storia una volta per sempre. Brutto porco. Bravo. Lui è quello che non spreca i colpi, eh. Senti, gringo, qui bisogna giocare d'astuzia. Tu vai laggiù e fatti vedere. Lui si scopre per spararti e io, lo faccio secco, eh? Dai, cos'è, non ti fidi? Sì, ma facciamo al contrario. Dammi la pistola. Va bene, ci vado io. Stai pronto, eh? Brown! Sì? Ha finito i colpi. Se no avrebbe sparato. Io credo di no. Vuoi vedere? Guarda. Avevi ragione. Accidenti. Non c'è rimasto neanche un colpo. Accidenti. Non c'è rimasto neanche un colpo. Qui bisogna fare qualche cosa perché se viene la notte quello se ne scappa. E che vorresti fare? Non... Ci pensiamo noi, eh? Tu stai tranquilla. Ehi. Gringo, una volta mio fratello, in una situazione come questa, si è salvato facendosi scudo con mia sorella. E allora? Sei matto? Io non faccio certe cose. No, qui bisogna bluffare. Gringo, o ti sparo! È una parola. Per l'ultima volta, Gringo! Fermati! Vieni fuori, bastardo! Combatti da uomo! Luca, Helen, venite! Dividiamo, vieni. Mi ha fatto prendere uno spavento. Dico, ladro sì, ma gentiluomo. Piuttosto, butti giù questo dalla macchina.
1, 2, 3, fuori. Bene, allora dividiamo in 4. No, amico, un momento, si divide in 3, la coppia conta per Puoi uno. scherzare? La ragazza ha diritto a una parte intera, anche lei ha cooperato. Domandiamolo al signore. Senta, signore, è vero che dobbiamo dividere in 4? O in 3. In 4, naturalmente. Ecco. 1 a lei, 1 a lei, 1 a me e 1 a lei. A lei, a lei, a lei e a me. Bene, è stato un vero piacere. Un momento, non ci lascerete mica così, in mezzo al deserto, senza armi e senza cavalli. Dovete darci un passaggio almeno fino al paese. D'accordo, salite in mezzo. Bene, grazie. Se lo vengo a monte. Si è rotta la messa in moto, dovrete spingere. Fino al villaggio? No, solo per qualche metro, finché non parte il motore. Vabbè. Spingiamo. Su, avanti! Dai! Forza! Avanti! Dai! Eccola! Oh! Fermati! Fermati! Pistola! Scarpa! Ladro! Hélène, dove vai? Scendi! No, vado con lui! Ma perché? Che ti ho fatto? Tu niente, ma lui è mio marito! Ehi! Gringo! Su, coraggio, amico. Vedrai che da qualche parte ci sarà anche per noi un po' di fortuna. Ah, sai, gringo, nell'Honduras conosco una miniera di platino. No, da pressa!